Benvenuti ad una nuova puntata di Qual Buon Veneto, alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Oggi siamo in un'isola della Laguna di Venezia. Se vi piacciono i posti dove si respira ancora l'aria di una volta, vi piacerà senz'altro questo nostro viaggio. Oggi siamo a Pellestrina. Pellestrina è un po' una Venezia in miniatura, però una Venezia verace, una Venezia popolare. I ritmi lenti, la vita come una volta regalano un fascino a quest'isola che è davvero unico. Pellestrina è suddivisa in 3 borghi: San Pietro in Volta, Porto Secco e Pellestrina. L'origine del nome Pellestrina è tuttora incerta e si alterna fra storia e leggenda. La vera origine molto probabilmente non la sapremo mai. Il primo insediamento della zona, benché antichissimo, è citato in alcuni atti ufficiali soltanto dall'840. Questa zona era abitata da famiglie provenienti da Padova, Verona, Mantova e Monselice. Era interessante perché Pellestrina, quella che ora noi chiamiamo Pellestrina, non era un litorale unico, erano invece 2. Intorno al Novecento la città principale decadde e il porto venne interrato. Da quel momento fino al giorno d'oggi quella zona prende il nome di Porto Secco. Durante la sanguinosa e dura guerra di Chioggia, i centri abitati esistenti vennero via via distrutti e demoliti. Fu dal 1° luglio del 1380 che venne avviata, ad opera del doge Andrea Contarini, la ricostruzione dell'isola. Vennero chiamate 4 famiglie chioggiotte: i Vianello, i Busetto, gli Scarpa e i Zennaro, per ripopolare l'isola. Tra l'altro questi sono anche i cognomi più diffusi ora nell'isola e diedero il nome ai sestieri di Pellestrina. Il 4 agosto è per gli abitanti di Pellestrina un giorno davvero speciale, davvero particolare. Infatti, il 4 agosto del 1716, secondo quello che si racconta, qui avvenne un miracolo. Ora, non vogliamo entrare nel merito del miracolo, se è davvero successo oppure no, però volevamo citarvi un elemento davvero interessante. Natalino Scarpa dei Muti raccontò questa sua apparizione e disse che la Madonna gli parlò in modo davvero singolare. Gli parlò in dialetto veneziano. Ci sono davvero molti posti suggestivi da visitare qui a Pellestrina. La meravigliosa e unica oasi di Caroman, le varie fortificazioni e vari forti, la sapiente arte del merletto, ancora praticata nel centro cittadino, l'alba in mare, il tramonto sulla laguna. Questo è Pellestrina, l'ultimo gioiello della Laguna di Venezia. Non perdete alla fine del video la foto della settimana inviataci da David di Mestre. Grazie per averci seguito, a presto!